Rusciuiai per tutte scale!
scapolo. No, è che vi volevo presentare a mia figlia. Piacere! Afrodite! Afrodite? Dite! Ma quanto è bella, figlia mia! Bella, mamma, bella, bella! È vero che è bella, figlia mia? Eh? È vero che è bella, figlia mia? Sì o no? È bellissima, bellissima! Stupenda! Chiama mamma, ya? Ci vedremo presto! Arrivederci. Molto presto! E state d'accordo, Mustafa? Grande, ma questa è una minaccia! Ma questo è un cane! Bambina! Bambina il bacco cane! Ti metti in un tras! Buono, Mustafa! Buono! Accuccia! Filippe! Ma dove stai? Ma che fai? Ma che ne fai festa? E fa tutto qua! E poi che vai strangolo proprio a bucchio? Ma che sì, tu non va, tu non così! Vieni Carmelina, tutti sti ragionamenti un po' roccati. Io sono semplicemente uno che si mette pure roccare. Ma che faccia riso? Assoltato! Mi spango su poche bucate, posso dare? Grazie, grazie. Io adesso nel frattempo, mentre lei spande, mi riposo, godendomi un po' di quest'aria fresca qui a Rocca Letizia. Usti figlia in groggio! Che è stata? Mustina, formicolo, come muzzicato cacca! Oh, ci penso io, aspettate, ma tu guarda come si scostumati, ma come si permette? Ma io non lo so, guarda. Disgraziati, parapunti, imbecilli! Ma no! Ma io non lo so, ma tu guarda come si scostumati, ma come mi permettete a insultare la loro? Filippetto! Ma che state combinando? Chi non te ne pregavi? E prego, parola mia. Scusate, stavo scherzando. Bestia, animale! Io non so giocare con! No, con Mustafa! Mamma! Mamma, ascende di poco Mustafa! meglio a papà che Mustafa. E vado vostro, sono tutto paperuno! Ammazza, c'ho mamma! Mamma, mi raccomando, non uscite male parole! No, io parlo pulito. Uè, figli di madre che passeggiano sui marciapiedi! Madonna, Filippo, state qua non mi venite. Oh Gesù, che già fa? Aspetta, mo spensi. Figli in broccia, qua c'è il maresciallo della pubblica sicurezza. Ah, faccia far stare tutto quanto. Qui, sta su maresciallo. Uscite, fatevi vedere. Io Ma che non la te ne prendo? E avete visto? In questo paese, quando sta... e non c'è ogni sempre mamma, che sei brutta quando piangi. Ah, noi qua siamo nati, e qua dobbiamo morire in mezzo al bastonato. Ma io la sei, da te a papà! Me lo voglio a Milano, voglio a fare cameriera! Guarda. E io tengo i mezzi per mandarti a Milano a fare la cameriera. Non puoi spartire solo! Gesù! Filippe, avete sentito? Su. Senti, no. Ma senti come la sei mezzo solo. Io sono 7 mesi che manco da qui, voi che cosa volete da me? In 7 mesi una donna può concepire e scravare pure un bambino. Ah, no, Filippetto, girate la chiavetta, che qua nessuno deve sgravare. No, era solo un modo per dire. Mamma, vai in fascia, da parte, e fa una bella tarzulella che fai con Filippetto. Mamma, va. Qui, non scafo scriverai, sì. Donna Lenore, Eh. voi lo sapete quanto vi stimo e quanto vi voglio bene. Grazie. Come fossero parte della famiglia mia.
Lo vedete che stavolta ti portate pure una bella valigia? Oh, e perché vi siete disturbata? Chissà quanto l'avete pagata, ma veramente non vi dovevate disturbare. Basta! Vieni a vedere che regalo ti ha portato Filippetto! E comunque veramente, non vi dovevate disturbare. No, forse non mi sono spiegato bene. Ma no? No, ma che cattiva, c'è sta roba mia! Ah. Sono venuto qui per stare a settimana con voi! Ca! Pascal! Vieni a vedere che regalo ti arriva da Napoli! Ma mi è arrivato, si può sapere! Filippe! Ma tu campa ancora, Filippe! Ma che piacere, dovremmo far piacere! Ah sì, Pascal, amore mio! Ti fa piacere, sì! E finite bene! Io qua, Filippetto, con noi, si sta una settimana! Ah, sai tu, regalo! Ah, senti, Filippe, senti, grazie. Parliamo da veri uomini e da veri amici. Purtroppo questa mia visita qui non è una visita di piacere. Ma purtroppo mi dovete sopportare un pochettino. Sì, pure voi donna Nora. Dovete fare questa specie di opera di carità nei miei confronti, ecco. Pascal, è un fatto di orgoglio. Tu lo sai, io vivo a Napoli con mia sorella. E lei, poco tempo fa, si è sposato con un uomo armato. Armadio. Niente, in pratica ieri sera abbiamo avuto una piccola discussione. E mi date che volevo battere. Filippetto, non preoccupare chicca, non ci vede, stai a casa dove state tranquilli, Filippetto. Grazie, Mosca, grazie. Sono Filippetto, si è tirato tutto un momento. La famiglia mi sta attraversando un momento brutto assai, Filippetto. Pascal, ieri non mi tengo, Filippetto tratti renale. Allora lei, oh cuore papà. A vedere, mamma! Capo! A cominciare a preraca! Filippetto, non dormo più a notte, io dormo giorno, ma non conta caccia. Ma che schifo, che si chiama Ricchi? Già! Ah, ma Ricchi ma sta facendo gli amici, ma mia figlia, ma continuate ci dopo sto. E io sono un po' che bicarbonato! Oh Gesù, ma è fatto così grave. Ma qua grave, Filippe! Voi la vedete a mia figlia? Io l'ho guardata sera. Quella, modestamente, c'ha un poco di avvenenza. Ed io non volevo che tutto quel ben di Dio avesse subata come è successo con me. Ehi! E le mia moglie guarda scusate ma devo un pietto nel suo corpo. Filippetto? Sì? Io sono stata a Roma, si sente? Sì? Si sente? Sì, si sente? Sì. Sono stata a Roma, no? Per vedere se riusciva a buttare la figlia mia cinematografo. Ma perché a Roma ci sarebbe l'unico grosso? Là la video un registro. E a registrare mi sei svergognata. Ma insomma, ma mo diciamo questa fatta per Filippetto. Che quella avesse fatto qualcosa di grave? No! Filippetto, quello, il registro là, non lo toccò nemmeno con un dito. E ci credo che una mamma pensa così? No, solo di questo, no. Quello era pure femminile, omosessuale. Ah, meglio ancora, Tenore, meglio ancora. La ragazza è comparsa una sola volta, una sola dentro al film. E come è comparso dentro al film? Tu mo ce le dice a Filippetto, come è comparso dentro al film? Come è comparso? È comparsa, no? È come comparsa? È comparsa insieme ad altre ragazze che si faceva un bagnettino in laghetta. Allora come ha fatto la mamma? Allora naso un docchio papà. Filippetto, ma voi cinematografo non avete mai fatto? No,
No. Oh, quello non si trattava nemmeno di un minuto. Il registro là l'ha preso con un ciaccava. È un altro idiota, che stai qua? E meno male che non la ciacchiai per tutto il film. Gesù, Gesù, Gesù! Hai capito come Carmelino? Pasca! Ma come si chiama sto film? Filippe, io non parlo mai la lingua mia, io parlo francese. Tu parli francese? E certamente, quella c'ha la doppia attrice. La doppia attrice ignorante. È stata a Roma a fare cinematografa, non so manco la cinematografa. Cinematografa. Com'è cinematografa? Hai capito? E questo poi è la disgrazia mia, capito? Come se stavo in un paese, sto film, ci fosse stato uno che non è stato per sto fedele film. E poi tutta quella letizia stava a mia figlia nuda, come ha fatto la mamma io. Gesù, Gesù, Gesù! Come si chiama sto Filippe, ma lo unissi a premo tu. Pasca! E che stai la terza volta con domanda, va? E secondo te insomma, prima che si va a vedere film pornografici? Sienta! Ma insomma, Pascava Marrettino, ma non sapete a morire! E i miei amici, sì, Pascava mia! A casa mia si pigliava le chine con un caffè. Quelle erano tutte novizie di un monastero che si facevano il bagnetto in un laghetto. Si spogliavano santamente. Invece quando qualcuno si faceva fare una rabbia. Io, allora, ce la portavo uno con senza duro, E io la facevo partire studio. Tu me l'hai fatto tu una spugliata? Guarda, è che ero presente in un sussetto. Mi facevano stare a me sopra il setto. Io provai pure del fatto. Ma tu appena un orecchio di qua per l'altro registro disse: ah no signora, lei qui non può entrare. Stiamo girando una scena Hose. E Mascato ne sapevi cosa voleva dire Hosea. Se vuole sapere dicete pure, dottore, mi raccomando, fatela oseare bene. E tu non lo sai che significa oseare, E chi le registri una posetta a sto male a Luccano tutto quanto? Chi teneva coraggio di parlare? Tipo una terza scuola che vedi ambientallati qua giorno sul tanchiere una forna. Kill, lo pare un cane arraggiato. Si metteva in scuola. Oh, cane arraggiato, lo faccio sentire, io vado a poi. Però ma molto ma sei mangiato? Ma guarda, sto parlando con la fidanzata di mia figlia. Che le promessa, una proprio giovane, proprio paese, un certo giovannino del prete, e tu soggettare, no? Maron, Vasca, cosa gettare per via che da piccola conciata le segge dietro alla scuola dei salesiani. No, chi le si affezionò e segge? E diciamo quando si nervosisce e fa là. L'altra volta scassava 15 segge, in cava uno. Ma sto si gettava? L'ho visto con questo film? Quello qua sta nervoso io. Quello è un bravo giovane, come ha detto mio marito, un po' più grande di mia figlia. E torna oggi dalla Germania. Oggi? Proprio oggi. Si va a me! Sì, poi Cain si davanti e mi sto così. Vabbè, Vasca. Ma tu hai! Però come Filippe, io non faccio a nessuno, che casa mai ci parla. Ma tu, no, Filippe, c'è una parte intima perché devo ora girare, che tu vuoi libertà di stare già per questa cravatta. Grazie Pasqua, grazie. Però mi ha fatto una cortesia, Pasqua. Io attacco Luca. Filippe, tu ti metti a paura di qua? Sì. Filippe, che in questa casa è l'unico scemo che mi rispetto. Io, Luca. Capito? Non ti preoccupare, i taggi amministrati, ti appena magari la busta fa, Grazie Pasqua, grazie. Non bucata per spannere fuori la cucina.
Mamma, va. Questo è quello che hai fatto mamma da prima di te. Questa è la nostra vita. Ma che scapita vostro, ma io managgia che a sto paese! Ma non Carmelina, ma tu ne vuoi prendere una malattia? Ma già non ti fanno schiattare quando ce ne stanno. Caccia c'ha la lingua fuori, tutto qua. Pure il suo cielo, questo. Allora non può fare. Cioè, Buongiorno, donna Leonora. buongiorno, donna Francesca. Che lei non entrate? No, sui passaggi. Ah. Sono venuto pure per portare la cena fresca per Carmelina. Uè, quanto è bello, la fresca! Uè, mamma dai, non t'arriva, mamma dai! Mamma. Ma che lei mi saluta qualche ora? È diventata muta. Buongiorno! Uè, ma l'ha già fatto qualche causa? No, è che non si sente bene, roba di viscere. Caccia la lingua, mamma, caccia! Donna Eleonora, oggi torna figlia Giovannina dalla Germania. Lo sapevate? E come? Non è vero tutte faccelle gregatorie? Perché qualche casa? No, niente. Ma voleva dicere. State buono. È stato buono. Avete dato di avere 5 figli amici. E allora? Niente, state buono. È stato buono. Donna Eleonora, le 5 a Roma si dicono le 17. È un brutto numero. Anzi, ma tu mi devi dire qualche cosa. No, niente, state buono. È stato buono. Eleonora, una sola cosa ti voglio dire. Rimane questa cosa francese. Eleonora, io. E tu? Eleonora, io. E tu? Niente, state buono. Ma sta disgraziando in casa mia! Donna Francesca! Madonna, mi fa piacere che sta mamma era amica. Ma vedi? Chi sto bello paese? Tutta roba fresca e genuina. Tutto nello sapore. Filippe, Oi, ma vuoi quando produrre una Napoli? oh Gesù, non dobbiamo che mangiare zuccato. No, Filippe, ma io non posso venire a casa da sola vostra per 5-6 mesi. Chi mi pare cacciato a me? Filippe, io mi confido con voi come se fosse una preda, in segreta confessione. Addirittura. Aspetta un momento. Non pensi che peccati, figliola? Piano, mi hanno pazziato. Filippe, sei incinta. Ah! Oh padre, non mi va a scusare. Badate, ma a me papà non sanno niente. Ma un registro delle femmine omosessuali? Che c'è? Ma che le è successo qui a un mese di maggio, quando siamo tornati da Roma? Filippe, aiutatemi voi. Ma figlia bella, come ti posso aiutare? Se un padre non è un maresco, ti posso aiutare sotto forma come fosse un parente, un saggio, un cugino, pure, forse un zio, ma forse è meglio un zio, come un zio. Voglio che il suo padre, l'avvocato Gianese. Ci penso io. Avvocato Pianese? Pianese, io sono l'avvocato Pianese. E io sono Consiglio di Carmelina, prego Trasid. Io uscito voi. Avvocato, parliamo serio. Non ne va niente, non è mio zio. Ma come non ho detto una cosa? Io aspetto un bambino. Oh, mi aspettano pure. State accorti che mi sono in non da trova. Ah, ti capito tipo, a voi forse piace fare la parte del mascazzone. Piano, 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 piano,
Ragioniamo con calma, ragioniamo. Ma perché? Forse l'ho violentata la signorina. No, Oggi pigliata qua a pistola. no. Quello fu semplicemente un incontro d'aria. Avvocato, ma voi vi ricordate? Ah, non è mancia! O viene che teneva in capo! Ah, ecco cos'era. Un fine che te la tentavo tutti e due, perché siete fatto uguali, Carmen, io sono un uomo pieno di debiti. Gioco, bevo e dulcissifundo, so pure laureato. Ma che te ne fai, un uomo che mi rifletti come a me? E poi, io e il marito non lo so fare. Ah, sempre questo ci penso io pure. Ah, ma perché voi siete sposati? No. No! Morici, dove c'è, no? Non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te. Così pazzo, ma chi ti è sposato e parla pure? Ma chi te lo stufa? Ma chi ti ha mannata? Ma cose dell'altro mondo! Ma dovreste pigliare un patente del genere? Ma voi che pulite a me? Comunque, è il Giappone da sapere che io vado voglione. E non canta voi! Mi suonavo cantando. Scusate, ma per caso voi fate parte di quelle cose canterine? Cantare di che? E chi le canta le gambe serie? E non è tanto lo sa! Luigi, ma tu dai ricuro! Ah, non è mancia! O viene che teneva in capo! Lì. Ma per caso io sapevo quanto dell'avvocato e vuole fare da testimone? Ma no, signore! E allora perché invece lo fatto tutto il paese? Luigi, innanzi ti posso parlare? Io aspetto un bambino! Sì, aspetto un bambino che è andato a prendere le sigarette a me e deve ancora tornare. Oggi ma come volete con me? Chi lo sa pure? Carmeli, ma spiegati un po', o sa o non sa? Gesù! Come non sa? Chi non mangia un bambino è X! Ah, Carmeli, ma può capire che sono uno spazzato? Ma non ci sta né luce la guarda, né una terra a cammina. Chi sei un paese? Ma non fa bene a nessuno. Carmeli, ma mi E tu siete sposato? Sì! E allora spiegate al cervello che significa tornarsi una famiglia. Spiegate al cervello. Tu me lo cisti sì, non se ne mangia. E mo tiene coraggio e non sposò, ma a me chi può fare zan. Carmeli, ma per caso che si può stare a seconda se ne mangio, sì? Filippe, noi dopo quel film pensai, e non mi sposa più con me. L'avvocato mi dette a credere che lo faceva lui e mo si è ritirato. Dico che poi mi aveva di chi? No, ma vuoi dire, no? E così pensai, mo per marrava raggio cercavo forza in cui a qualcun'altra. Era più sia la sera rompe. Vabbè, ma ora dobbiamo decidere, abbiamo buttato sull'usura, ma decidi che adesso quando vogliono, Oia, poi! Oh, papà! No, chi ne conosciamo che pazzese? Ma voi chi siete? Io sono Giulino sono cellulare. Che ci posso fare? Tengo a casa chi lo da uscire? È stato buono, ma sei amici proposto. È stato buono. Carmelo, ma chi è? Nicoli e zio Filipperto, stavo tutte cose. Ma non rischia tutto. Nicoli, ma tu pazzio! Ma tu devi scordare che io aspetto un bambino! Pure! Nicoli, ma tu darmi pure! Ah, non è maggio! Ma lo vedi che teneva in capo? Carmelo, ma come ci la davo questa canzone? Io non sto buono.
Menaggiai a sto paese, l'aria è cara, non è buona. Filippe, Uè! non c'è mai a casa. Ma che ce l'ha? Che fila si chiama? Oh papà! Ho detto pure la mano di papà! Guarda lì! Ma per caso che sei qua? Fosse stata terza se rimangi, sì? È una storia di disperazione! Sono due guaiate, figlia bella, altre disperazione! E tipo poco una cosa! Ma per caso con chi è da Germania? Pure questo ci ha fatto un rimaggio, sì? Ma no! Chi è un fidanzato mio ufficiale! Se faceva amore prima si sposava! Già, che lei non mi Senti un papà, ti prendo tutta questa disperazione, no? Ma non ti sei mai voluto confidare con papà e mamma, no? Ma voi siete pazzi! Se vuoi parlare, mamma sa sì, e io vaccino! Ah, voi gli fate un bello verbo? E mi facciamo un bello funerale! A me mi fanno operare e a voi mi portano all'ospedale! Filippe, se vuoi parlare, devi sciogliere questo fanculo! No, guardi, no, non va bene così, no, non mi sta bene, no, attaccate bene! Rosa Magis, sti carna profumata, mi metto rindo qua, come fosse l'essenza e quest'amore. Rosa Magis, sti carna profumata, mi metto rindo come fosse l'essenza e quest'amore. Tu sia più bella cosa che sto paese. Tu sei come una rosa magese. Sti carna profumata, mi metto rindo cuore, come fosse l'essenza e quest'amore. Sti carna profumata, mi metto rindo cuore, come fosse
paura mai. Ma scappano, Dio! Filippe, che stavi di venire per diventare tutto da papà? Ha ragione mio marito. Senti un po', Pasqua, ho pensato una cosa. Perché mi sentiamo questo a capo. Devo gustare! Eh sì, ma con somma la puntata girare uguale. Ah no. Vattene, Grazie, Mosca! non dica a te, ti cambia figli due stati. Ma proprio come nasci? A questo ci deve pensare papà. Ci penso io. E tu ci pensavi. Lo riceviamo con tutti gli anni. Bravo. Calma, famo. Eleno, la prima cosa, la mamma è steggiata. Hai ragione! Il messaggio, mami! Carmelina! Riesco con lui seggio! Mami seggio, ma scapita seggio! Porta su terrazzino, mamma! Uno dei lei! Ui! Avete capito? Dobbiamo togliere le segge! Ah, sì, non voglio vedere che fanno la seggia! Chi la seggia? Ah, una spattacata tutto! Avete capito? Dobbiamo togliere le segge! Si può trovare il segno. Dai, non prego! Filipetta! Vai, dai! Mentre la mamma mia, non c'è collega. Allora, ma chi sei proprio scemo? Non bastava mio marito di dare cosa non dovuto stare. Filipetta! Sì! Ma i danzaci sembrano le sei. Ho cucina, devi fare volato! Mi dicono la sei? Mamma Hai mia. capito? Sì. Filipetta, vai sopra! Ma chi sei? Lo sa o non lo sa? Quella la mamma ha detto, inventate una scusa voi, non ci fate passare un guaio a mio figlio. Ah, sì? Allora non ci dice che non ci facesse per giù. Tanti io me ne vado a Napoli con Filippo. Sta dietro, carogno! Quindi che tu ci metti in capo, vedi già? Ma che cosa? E mamma mi ha sannato la mia figlia senza me. Eh sì, io passato, ma andassi a Napoli a te e mia figlia senza me. Secondo voi gusti, ma io venassi a Napoli sono tutte e tre! Io la metto qua, a chiunque di voi può servire. Basta qua. Ma io lascio fatta. Hai sta famiglia sua. Se ne ha da ascoltare. E se non ci ho deciso pure. Senti chi? Ma insomma, volesse pure lì sta presa a sto povero coglione. Qui ne adesso lo dritte ci regni nei mala parola. E non è, ci adesso lo dritte ci piglia schiaffo. Frasca. E vuole che tu mettessi in mano quella una femmina come a me. Eh sì, come mettesse in mano un po' padre la fidanzata. Poi, come me, che avessi mettere male come quella a me! Ma io non metto mano a nessuno. Io non guarda nessuno di me, il Giovena. Tra così già schifo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti. Dove devo? Come andiamo? Come devo stare? Siamo in mezzo al pastinato. Ma la rebellica non ci sta. No, è che sta un po' di là, sta un po' sul letto. E lasciate la strada la saluto più tardi. Bravo. Non Pasquale. Pasqua. Sei sciupato. E la stanchezza. Sto viaggiando da 24 ore, sempre in piedi. Ma che è successo? I seggi non ci stanno. Ma come sai che ci sta? È che devi sapere che qua ieri sera a Chioppo allora noi abbiamo preso le sagge e l'abbiamo messe sopra la terrazzina da sciupare. Stasera ne mettiamo e ci ascoltiamo. Cara dove lavoro, qui ci vogliono le sedie. No, per niente a me mi chiamano così in città. Ci penso io. Sono più Non mi cose. preoccupare. No, Giovannina, Non mi preoccupare, non Pasquale. Ecco, abbiamo messo le
chiamano Carrozza, Gesù, sono cose pazze! intimo amico di mio marito. Si conoscono da mandare da piccoli così. Se andiamo in bocca, cittadino. Piacere maresciallo. Ma maresciallo che cosa? Di pubblica sicurezza. E tengo bravi storie in manera. Ma il congedo, il congedo! Ma il congedo no. Se deve arrestare a qualcuno sempre l'arresta. E voi avete ragione. Certo. Di questi tempi, manetti e pistoli, ci servono maresciallo, ci servono, piacere maresciallo. E maresciallo! E mo che abbiamo occupato tutte le sedie, possiamo parlare. Giovanni, ti posso fare una domanda? Non dare, se faccio non dare. Giovanni, ti posso fare una domanda? No, ti faccio non dare. Ma che si fa? Giovanni, una domanda? No, dico faccio non dare. Guardate, non posso parlare. Insomma qua. Giovanni, ma voi a Germania, no? Come passate le strade? Giocate a carta, a biliardo e a presetto? Sì. Questa è una domanda, non posso. Ma chi esce con quel freddo? Quanto volete tornare a questo bello paese mio, con il cielo pieno di stelle? E mo faccio un'altra domanda. Giovanni, ma voi a cinematografo che andate avanti? Oh, a Pascara! Oh, cinematografo germanese! E che ne capisci il germanese? Non Pasquale. Avevi ragione la suocera. Gli amici qualche film si sono vanno a vedere. Perché il tempo deve pur passare. Ci vanno. E ci vanno. Ci E vanno. certo che ci vanno. E sapete perché? Perché sono film che le parole non servono. Perché sono film pornografici. Mannaggia maresciallo, dico Giovannino, anche là si fanno certi film. A tutto parto si fanno certi film, a tutto parto. Allora, però a me questi film non mi piacciono, Pasquale, non mi piacciono. Ma che bel giovane! Ma è campa 100 anni, Grazie. come si vede che è un giovane pulito, sano di sentimenti dentro e fuori. Come si vede che ha fatto? No, come si vede che ha fatto? I Non Pasquale, con tutte quelle zozzose che si scolano. Mamma mia, che schifo! È uno schifo proprio! E figurate che ci sono ragazzi che neanche 20 anni hanno! E si spogliano a nudo! Ha fatto anche più piccolo! È uno schifo proprio! Ma insomma ci avevo messo la piglia con sti poveri guaglioni. No. Non fanno senza malizia. Sì, è vero. Pasquale, voi avete ragione. Io personalmente a chi ci sta a casa pagata a metà e a madre e padre non ci permette! Sono la gomma del cannerone! No. Dico io Pasquale, perché non si chiama Mustafa Cafone? Non lo devo stupare! Ma che è Mustafa? Uno stile della
una capa tanta, una bocca, non si vede. Ehi, Johnny, vuoi a chi mi tocca? Vuoi a chi mi tocca? A me, vuoi a chi mi tocca? No, Don Pasquale, comunque. Volete sapere come fa a stare in Germania? Io mi sdraio sul lettino, così. Mi metto vicino al giradisco e mi sento una bella. No. Ma per caso hai toccato di nuovo questa canzone? No, io non ne voglio dire un mese, un tanto che ne fa. Mascia! Ascite là fuori, ma ci sta zitto! E vuole passare un cuore lui! Grazie, passa io qua! Mascia! E va bene. No, vieni qua! Ah, sai, c'è una mano qui. Dove no? Ma per caso questa era la voce di Carmelina? No, non fa. Ma per caso avete un cane che parla? No, che ho del cane. Volevo dire da no, è che la lingua sembra un cane. E ha detto il cane. Come dice Carmelina è tuo padre? Ma per caso non mi vuole vedere? No! Guarda, Giovanni, guarda che bello, Giovanni! Giovanni, quando sei Giovanni, guarda che bello! Giovanni! Oh, guardiamoci il braccio! E guardiamoci assettato! Noi stanno in comunità, assettavo i giorni! Assettato Don Pasquale! Assettato Don Pasquale! Che è successo? Che è successo? Mentre io stavo in Germania, che è successo? Che è successo? Che è successo? No, che è successo? Che è successo? Che questa prendi, non è la salsa mia, è questa salsa mia, Oh, Casca, facimi persone serie. E io, personalmente, saccio tutto questo. Saccio che sta a Roma e ha fatto una brutta cosa in cinematografo. No. Muoio per l'amore. No, noi siamo una persona senza un gruppo di ghiaccio. Viaggio per l'amore. Viaggio per l'amore. Giovannino. Che guarda, così sta a Roma, mia figlia. Ha fatto la cosa bruttino cinematografo. Muoio per l'amore. Basta! E questo lo sa già, l'ha appena detto lui. Oh Pasca, e io so pure un'altra cosa, che è uscita nuda con un lenzuolo e l'ha vista tutta notte all'inizio! No, oggi dice tutta le... Oggi dice tutta le ragioni che le mie figlie veniva quando stai in Germania è uscita a nulla un coppo l'insulto. Gesù. A nuda è uscita! E fatela fatemela vedere! Asura! Come a nuda? Facevo biglietto e avrei uscito. Oh Pasquale, fatela uscire! Dove no? Io ancora sono innamorato di Carmelino, mannaggia mo! Madonna quanto è bella! La vuole bene, la figlia mia! È innamorata! Va bene, io sono un uomo di mondo e so come vanno certe cose. Modestamente, senza offese per nessuno dei presenti, mi venga a psicologia. E tu
quindi sta cosa andava in me. E tu stavi lamentando sempre, sì, ma è accorto. Oh Gesù, ma tu la tenevi dentro perché la fanno già visto io, io come la vedo. E che ogni tanto esce. No, Pasquale, no. Io sono la moglie, avevo il diritto di sapere. Adesso si attenti se c'è una disgrazia, tu sta cosa che tieni da macchiana. È una serenità. No, Pasquale, io sono tua moglie e mi tocca. La psicologia è mia e me la prendi te. Me la prende Pasquale. Davide, no, La prendo. però mi devi far spiegare che cos'è la psicologia. Certo. Giovannina vedo come, no? Mo parla, guarda in faccia. Sì. Io fermo non lo faccio parlare. Perché la cosa prima che essa parla, insomma, no, io non dubito. Ma lui non serve. Mi serve Pasquale. Davide. Me la prendo. Davide. Pasquale è mia la psicologia. Davide, Giovannino, guardami un buon faccia. Tu hai l'onore ancora bene. A Carmelino. Non lo so, io ve l'ho appena detto, che stai dicendo? Un momento. Adesso devo capire bene. Ma sta cosa che tu vieni in gara. Visto che ti fai mangiare pure roba tra mangiare e finta. Che tu vieni le cose una hoppa che non la rita. No, perché stai contando, Pasquale? Ma voi mi avete interrotto. Io volevo proprio far perdere la concentrazione. Io volevo dire, Giovannino, a Carmelina va ancora bene. Solo che non sa sposo, con mezzo tutte le chiacchiere che stanno in tuo paese. Ma quanto mai, non posso, ma quando mai l'ho detto questa cosa, perché stai dicendo? Pasquale, tu non hai capito proprio. Fa una cosa, piglia sta cosa che tieni in mano. Certo, A me della gente del paese non mi interessa, sapete perché? Perché io a Carmelina me la prendo, me la porto in Germania con me e me la sposo, ecco qua. No, un momento. In Germania con te e Carmelina mi devi portare pure a me. E a me, tu e Carmelina. Io posso fare un resticcare. Comunque il problema non posso, è la mia famiglia. E papà mezza volta, papà antico di un altro mondo. Ti ripia spara, ti ribotta e spara subito. Che figurate che suo fratello mi si incide una cameriera cinese e non credesse che andesse in Cina a riparare. Esagerazione! Qui le cinesi sono miliardi di persone. Sgravano come figli. Un cinese deve fare di nuovo una cosa. E la porta in Cina a riparare. Stai dicendo ma sbagliate doveva riparare. Comunque Don Pasquale, a parte tutto questo, Carmelina a Roma, la prestaglione, ha fatto qualcosa di male? No, ma dove no? Quanto male? Quella, erano tutti femminili omosessuali, c'è da sé. E meno male. Giovannino, guarda una buona faccia. Mia figlia Carmelina non ci abbiamo da posta mano a Sant'Antonio. Sempre prima cosa. Grazie Don Pasquale, fatemela vedere. Subito, grazie. Maresciallo! Facci una cosa a Carmelina in Carmelina mi manda a dire che non lo conosci. Ieri ci trasito voi. Guarda una buona faccia. Guarda se ho capito il lampo di gelo del tuo pensiero. 2 o 3 sì. Guarda, Don Pasquale. Asca! Tu la ricoverai! Questo è che c'è di me. Oh, ma non hai visto detto niente. No, ma voi pensate sempre a cazzo! Oh Gesù! Anche Carmelina mi ha giurato, ma non appena viene questo Giovannino, c'ha giù la con. Ma quelle sono cose che si dicono per la prima lezione. Appena mi sta mandata una pecora. Una pecora è diventata! Ma che cosa fa? Oh, Giovanni, una pecora è diventata quando è stato bene! Ha detto che se la sposa la figlia mia! Che se la porta in Germania con lui! E che mi porta pure a me!
so, tu che fai? Piangi. Madonna Pasquale, tu non capisci proprio niente! Quello non è Chianti! È fra... Ti discarico dell'attenzione! amore, che mia moglie così alleggerisce. Allora vai Pasquale, stai! La Martellina. Dove vai Pasquale? Non mi fa fessa. Io c'è la Martellina già prima di me sta. Ma che tu vuoi fare adesso Pasquale? Chi ne stanno solo loro la Martellina a giocare che stanno a fare? Ma tu pensi sempre che uno lo fa questo? Sì. E tu pensi che vedi questi come ti faccio fare? Io, no, quelli ragazzi, non si vedono un sacco di tempo. Forse si vogliono fare due carezze, capito? Che fassi più carezze. Che facciamo fare? Anche carezze. Che la mamma come gli sei fatta? Con moglie, mamma. Cammina, ecco qua. Oh Pasquale, tutto a posto. Tu pacca adesso, curaffi a me, avevo sotto problemi. Io posso spaccare. No, quelli invece che li belli vacchero saporiti, Dopo un anno sono tutte niente, non andrà a scendere troppo fuori. Però adesso dobbiamo pensare alla mia famiglia. E tu ci hai pensato, tu sei l'uomo. Io ci ho già pensato. Però non mi saltate addosso. Carmelina è incinta. Chi me l'ha hit? Oh, telegiornale! Ma sto maresciallo è proprio scemo! Non la maresciallo, quello dice che finta, un trucco, una scusa per far questa mamma e papà, mica per davvero! Ah, No, questo no. Questo no, questo dici pure questo no. E a mia figlia la faccia stringita, ma come finzione! Io sono un uomo serio, sono un uomo serio, troppo serio. E sti cose non ne faccio. No, queste cose non ne faccio. Dico tutta la verità, dico tutta la verità. E ora me ne vado a partire. no, Pasquale, no! Non mi chiamate che riesca. Aspetta, tu che capisci? Ragioniamo, tu perché non dovresti essere d'accordo? Non sono d'accordo. Chi ne sa sposo? Se la porta in Germania con lui. Accuzziamo un essere che canta con Moselle, capito? Ah, se la porta con lui. Dice ma che muriglia, bissa e Carmelina. Io a Pasquale Che ci vuole, don Pasquale? Facciamo finta che io mi sono recato a Roma, quando Carmelina stava facendo il provino al cinematografo, ecco qua, e sono da Roma 3 giorni e abbiamo il successo fatto, don Pasquale, che ci vuole? No, questo no. Ma la volta, me la faccio per l'onore, questo no, Pasquale, però Giovanni, senti, quella volta, ma quando su questa cosa aveva ragione, mi ha detto, no? Dico io, no? E tu come facevi dalla Germania qua per telefono? Ma per telefono, a Roma, per tutti i permessi, veniva a Roma, ecco qua. Tu siete pazzi? No. Non ne faccio un gromo se. Si pagliacciate non ne faccio, non mi chiamate. Non mi chiamate perché mi chiamate. No, io la verità, non mi chiamate, no. No, Pasquale! Aspetta, due parole adesso. L'onore figli me è sacro. O sa sposo o la zia. Veramente al mamma. Quindi anche farà diventato caro una volta a breve, a sceneggiare la ricordo, farebbe tutto. Lo dico l'ultimo, lui si da pazza, gli da a causare, poi da, dopo quando siete venuti, non mi chiamate perché ricarica. Non mi chiamate perché ricarica, sono una persona seria ricarica. Ha ragione, papà. Voi siete pazzi. Maronna, allora che la puntata è nascosta nella mano. Aspetta, Giovanni, qui, maresciallo, vedete da lui, sopra che ragazzino di vedetta, appena li vedete arrivare, ci chiamo, Mi conosco. Maronna, il nome della cassetta, ma che ci vuole a vedere un marito e una moglie con una camminatura incazzata, iata! Ma sei figlia, dove sono qua? Giovanni, ascolta, quello che mi ha fatto ma posso darmi, capito? Ma che sparato! Io ho fatto quel buon Giovanni, non dobbiamo fare. Ma posso Attenzione! Due navicelli incazzati a bordo! Sono arrivato, dai, sono lì, sto arrivando! allora tu parli con Carmelina e io parlo con Pasquale, andiamoci! Dove sta il popolo di fratelli? Ci vediamo con il Conosco! Maronna! E l'uomo non è cassetta! Ma che ci vuole a vedere? Un marito e una moglie con una camminatura incazzata! Ma che può fare? Siamo già fa questo marito, ma voi siete proprio scemi, ma lasciate!
Vincenzo! Cammina papà! Cammina! Cammina, fammi! Tua mamma dove sta? Fugge! E cammina pure tu! Sto venendo! La vecchia ci voleva stamattina, buongiorno, Zinanni! Buongiorno, Zinanni! Ma sai, che fai da sì? Che sta Zinanni nella salute, ma? Moglie, non parla. Tu sai che io con il genere femminile non ci parlo. Io mi scomodo solo per battere femmine, moglie, tu sei troppo buono. Anzi, si può fare una cosa buona, mi cancella sta vecchia che facesse sciaddon bastardo. Perché manda a dicere figli e Giovannina a rosto. Zinanni, padre, ma aspetta, ma non sto figlio. Ma non sarà da vostro! Se mi sa prendere di marù. Buone Maruana, mi piace la song! Ah, quando è venuto? Zinanni, padre, se ci fa sfiare, facite a sciare Don Pasquale. Ma come? Sta parte d'ospitale? L'hanno preso male, Zinanni veniva a frutta facile. Ma che così? Ah no, ma che è successo? Ma siete diventati sordi? Nene, tu non ti vedo che so! Io non guardo la parte di me, ti ha mangiato tutte cose, ma ci sta dando! Ma la vecchia, sente poco però parla assai, che altro non più forte, ma che non ci sento. Ma no! Hai ragione, mamma! Io parlo, ma voi non sentite! Ma come? Ma non è la parte d'ospitale per tua marito! Ma quanta concorrenza è? Che soffrisci che hai tu, sto dite mai? Ah no, io sto qua bellissimo picchiato voi, Zinanni, facciamo piacere. Ah no, padre se ci fa sfiare, facite a sciare Don Pasquale, se no, ma va a flush. Cazzo, muovete le mani e secco! Mamma, ma schifo! Grazie! Ma pensava! Eppure tu già troppo fa! Mannaggia, era durello! Ma insomma, facciamo capire una cosa, state aspettando che è in stizza! Muovete le mani e secco! Che schifo così. Mannaggia, ma guardate me l'ha visto! È meglio un funerale! Ma è da tua una figlia, ma faccio! Madonna mia, sta vecchia nel nuovo che ci difettosa che sei nel posando. Ma quale orecchie di petto? Io non parlo so! Ma come parla? Ma non cagaglia! Ma io non parlo a figlia faccio, ma non chiami! Che chiamata? Basta! Io sto avanti a parole! Che sto occupando di tasche! Ma vedete proprio tutti no! Non sono bastati i ciucciuetti con schiattamo! Pure i tre l'apocalisse! Io non posso andare a fresco come mi piglia! Quindi no! Basta! Io sto avanti a Moglie, non ti preoccupare. Aspettate perché mo beghi, mo parlano a lui. Ehi! Giovino! Tu c'ha ma... Per caso, figlia mia Giovannina, stai qua? Ma scusate, ma voi chi siete? Ma che ci siamo? Per me te, mi sottodonna mezza volta? Ah, piacere, Non sono... muoverci, no, non mi posso, che tanto comunque non mi ricordo. Ma c'è solo papà, attacca al leone vicino alla pianta Raul. L'ha già attaccato, già. Un leone! Ma scusate, ma che fosse sto leone? Chi è il leone? Il leone è un qui, vedete mai? Un piezzo di cane rosso, una capa rossa. No, Ducan! Perché? Ma ti dà paura dei cani? Lui gli aspetta paura dei cani. Ma paura del cane! Allora, sono Giovino, guardatemi ora me, Allora, io sono una donna mezza volta, e ci siamo capito. Che state facendo? E mi chiamo Francesca, ma io poi la chiamo pure da Cicino perché si sente miezzo tutto. E che state Maria? A cocche papà suoia! Vacenzo! Io sapete come la chiamano Vacenzo? Ah, tu! Vacenzo!
Presentata in modo educatamente. A volte. Piacere. Ma pure sulla savana! Che stelle se l'andisa forza! Allora, Ma signore, guarda che te la faccia conosciuta, ma forse ti ho visto da qualche parte. No, ma io sono di Napoli e vengo qui veramente, per fortuna. Grazie! Ah, dobbiamo parlare sempre. Madonna, anzi fatta apposta. A posto. Perché sei qualcuno un cinematografo. Lo che? Un cinematografo. Un cinematografo. E Chi sta? ti nome. Ma che sei? Quando è Grazie, un cinematografo chi sta? Con questa faccia? Grazie, ma già ci facevi. Siete bello voi, siete bello. Allora, Giovinotto, sentitemi una volta. Ci volete chiamare un po' con questi amici vostri? Sì, ma Margarina, e vado ad avvisare che qua fuori ci sta mezza molte chi? E che stanno aspettando il bottiglione? Fate bene. guardate con occasione. Moglie, cosa mettono a fare barzellette? Oh, Viracchillo, chi lo prima che acciappano qual è? Ciapacci. Oh, la roba, acciappa tu, che ha pièce da figlia tu giovane. Ma che dici? Chi ne sei figlia te? Stata zitta, Franci, stata zitta, che se no ti azzeccano qua. Non può essere figlia a me, hai capito? Non può essere. Non può essere. No. Pensate, ma quando te stavi facendo l'indirizzo da me? Un po' capire, non ti fatto niente. Ti avessi fatto qualche cosa, te l'avessi detto. Tu mi faceva a me un po' di argomento. Stata zitta, Francesco, sta. Insomma, non può essere figlia a me. Sì, è vero, Giovannino me l'ha conosciuto, ma non può essere figlia a me. Soprattutto troppo che la lettera... Oh no. Come si dice? Ma c'è papà, lettera... Oh no. Ah, usaccio. Lettera. Un nonno. Esattamente. Ma quando mai? Ah, si dice a questo stata zitto. Come si dice? Si dice lettera romana. Bravo. No. Allora non può essere figlia a me. Soprattutto troppo che la lettera no. Romana. Ehi. Ma invece sì, ma che ti hanno scritto? Come hanno scritto? Eh. Come hanno scritto? Mangiamo molto, ma metti pure scuola non dice come hanno scritto. Papà, dici che stai scritto in questa lettera? Insomma, faccio papà, stiamo scritto che la frate di Giovannina non è. Cioè, come mai ci fa capire? Non è buona che è femmina. Ma che stai una Senta sì. Bravo, mamma, ho fatto io, ma per nude con la di nome. Gli ho detto una fredda. Senta, Concettino, la colpa è tua, hai capito? Sempre. La colpa è tua, perché tu dicevi tutte io. Non lo mandiamo a dei salesiani, e questo è il risultato. Ma che stai c'entra? C'entra, e mi devi facere parlare. Allora, Facile. c'entra, e mo capisco tutte cose, io sono... Mo capisco perché ne è successo mai niente. Eppure sono 3 anni che fa morire con quella giovane bella. 3 anni sono. Buonasera, mezzavo! Carmelia, mamma, apparecchio tavola in nozza! Ah, moglie ci fanno grande onore. Già, se vedi che sono arrivata via le braccia. Mezzavo, io ti ho dato la buonasera. E crede che è una cattiva sera, donnella no. Oh, perché? È perché con genere femminile non ci parla. Facete scelta un baciare. E allora io no, parliamo a femmina. Ah no, o cinema non ci piace. E dove vado a bere? Non è Leon, mi teneva una figlia in un altro, mi sa che se la dosta. Sì, rido, camera pronta. E se vedono che già ci pensi nel collo. Vicino a gente che ha fuori sto quando che ha sceso. Upata. Ma quale upata? Raggi, poi c'è il tuo fatto tu.
vedere. Papà, quando per venire stava a Roma, gli presi 3 giorni permessi e ne andai a trovare. Papà, sapete come si fa? Che un bicchiere di vino e ha fatto guai. E fatto va! Sì. Ma quale che il cagato fa tanto. Aspetta, tu. Saltiamo con base. Anziché gli dicevo vuoi. Papà, adesso però me la devo sposare subito. È incinta, io ho un figlio, me la devo sposare subito. Nero su bianco, nero su bianco. Se capisci bene papà, dobbiamo mettere tutto nero su bianco. Grazie, papà. Ma dammi me, che non ce l'hanno E perché non parlo? Ma no, me ne dormire no, come che se non può mai essere. Uno che smetta a paura dei cani non può mai essere. Ah sì? E allora che vado tanto fai? E parlato questo? Giovino. E chi è suonando il tuo la tua appena? Dico passo di te, Marcello. Marescia, prendete Giovanni e portatelo dentro, Mi carica resto! Ma quale arresto è questo, maresciallo? Papà, io sono padre, Carmelina è incinta e me la devo sposare subito, subito, nero su bianco. Nero su Non può essere! Mannaggia! Devi darci e fa la femmina, face! Niente si sta da Roma per tu, che ne sa? Io quando l'uomo non sapete dare lo scurriato. Io scurriato. Pasquale, ma tu non esci, no, no! Ah, forse stai lavando il piano! No, forse stai facendo un buco! No, forse stai lavando il piano! Pasquale! Francesca! State zitta! Cuccella! Come se non lo posso fare vicino a parte? Sono cose dell'altro mondo. Buonasera, poi buonasera, Tommaso. Buonasera, Natale. Buonasera! Oh! Ma guarda che ci sto come un lecca non sono nessuno! Sì, ho Buonasera! La trovo! Sarà anche sicuro che sta da forza! Sì! Poi, moglie, prendi la sedia. C'è su, go! Moglie, zitta. Aiza, faccia su. Così. Moglie, Io non parlo perché sono Roma seria e c'è ma con la bocca mi vuole. Pasqua, ma se per questo non ti devi preoccupare. Io sono padre e famiglia pure e capisci che cosa prima che uno e dici, quindi non ti preoccupare. Ma è bello! Te una psicologia purista! Oggi! Mi basta usare buona salute! Che cosa non è capito? Ma lasciami allora. Saputo, tu non sai come stanno i fatti. Pasqua, non parla. E se voi fate stanno come lui. Pasquale, non parlare! Allora, insomma, Pasquale, io saccio tutto tu. E sai Caterina? È meglio che lo stai. Chi sa sta zitta, ne Pasquale? E saputo, io non parlo perché sono un uomo serio. Capite? Certe cose non posso dire. Che bellissimo dice, ne Pasquale? Che fosse un pagliaccio! Un pagliaccio! Ma no! Ma non lo tocca per me! Ecco! Va presso tu! Ma c'è battuto un essere Ah! No, non ce lo facete caso. Quella
mia moglie, mo come ci fa si sceneggiata. Ehi, senti un poco, amore mio. Ma ascolta me, ma ascolta. Allora, tuo figlio Giovannino non aveva nessun diritto di andare a Roma e a fare la breccia di Portapiglia. Ma so spiegato. Pasca, come ci ha parlato? Un mano libera straccia. E chi lamenta? Siete voi, vedete voi. Allora due fatti non ne sai come sta. Pasquale, Pasquale! Guarda che bene, pecore pietà a campare. Madonna mia, ma tu perché non scompari? Non è spade come fa tanta gente! Tu ti vai a Venezuela, Paraguay, Uruguay, a lo sudassero tante figli uguali! A te, basta! A Pasca, ma non ci capito? Ma che è successo qualcosa? Si sente parlare un po' mazzicato, Siete voi, come sai, tu a figlio di Giovannino dopo buttare a casa. Capito? Figlio di Giovannino non è buono. Non è buono. Come non è buono? Pasca. Non è buono, ne sai. Ma non è buono, io non ci capito sempre! Ma tu ti sbatti a fare, ne sai. E mi sbatte Pasca perché forse non ci capite tanto buono. Forse chi ti pare che la figlia di Giovanni non è stata a Roma! Non è stata a Roma? No! Allora mi hai detto una cucina? Sì! E non va a casa piglioli! Ma quali botte viene qua? Già dice che figlio è stato a Roma. Ma tuo figlio Giovannino è stato a Roma, ma tuo figlio magari Benino non ha fatto niente. Non ha fatto niente. E pensa se portò chi sta a fronte. E non va a casa piglioli! Ma quali botte viene qua? Ma insomma io non voglio moltiplicare, voglio. Insomma io non voglio scoglione. Io ci pigliavo funuccio. Non si può parlare, non Ma dimmi una cosa, faccia dai, tu Carmelino, No, no? non c'era bisogno, era proprio impossibilità, tuo figlio è impossibilità. Ma come? Ah, ma insomma che già fa? Che già fa? Ha già mettere i manifesti, ha già scrivere in faccia una. Ma poi andiamo, mettere i manifesti e scrivo, figlio ma Carmelino, un Giovannino non ha potuto fare niente. Ha potuto fare niente. Gesù, Pasca. E chi sei nato a fronte? Ma non fa sentire nessuno, Pasca. A roba quelli che sono sposi giù. Ma dopo come, mezza voi. pensa tu! Ma non la retta a chi sta? Questa non c'è mai stato! E che parla a fare? Non so visto! Ma insomma, ma tu che vuoi? La verità. La verità. Pasca. E qual è? La verità, tu la dici non due parole. L'onore ai figli messati. O sa sposo, o la C. È stato pure tuo cinema della cavallo. Puglielo si è. lo sai? Ecco fosse un buffone come te sa farsi sceneggiare. Ma insomma, allora già fa come dici tu. Ha già fatto, mi devi essere d'accordo, E io faccio, o faccio no. L'onore ai figli messari non ti sposo la C. Ma come? Come sei tu? E come me ne va a cavare? E lui che va? Capito? Me ne va? Me ne va? L'onore ai figli messari non ti sposo la C. E lui che va? Me ne va? Non chiama. Allora, l'onore ai figli messari. O ti sposo la C. Lascia! Questa psicologia non manca! Ma io sono qui per guarire gli ammalati, oi sai? Ma che modi? Ma com'è la chiamata la dottoressa? Mamma, non ti sente buono? Signora, cosa vi sentite? Che succede? Mi sente come la vescova di Terre. E per tutta la soupe! Ma allora questo è grave, sarà sicuramente sangue alla testa. Aiutatevi ad adagiare. Subito! Uomola! Ascende tra Guarda il brutto. Tua mamma non si sente bene. Ah così, all'improvviso, all'improvviso. E voi pensavo,
vai dentro, vai vicino a tua moglie. Nonnella no, per cortesia. Ma guardate a me, io sono un uomo stoico. Vabbè, ma non sto con luce a secca. Devi andare dentro, devi andare vicino a tua moglie. Nonnella no, io vicino a moglie. Io avanti solamente, già dici pazienza, facete una cosa, io dici tu. Io? Ma muovracca, io dici tu. Io ci vado. Dai. Allora, apri a mamma. Sei chiuso in una camera da letto con la dottoressa. Sì. No, mamma, come che sei chiuso in una camera da letto con la dottoressa? Papà, che mica sono. Si è portato pure a Carmelina presa. Ah, sì? Che mamma non tiene niente. Che mica c'è. È frutta. Che cos'è? Frutta. Frutta. La dottoressa Scudillo è una ginecologa. A ginecologa? L'ha fatta venire per Carmelina per vedere se è veramente incinta oppure no. E mostrare la sta visitando. A Carmelina mia! San Gennaro, San Giuseppe, Santo Cuore! Mascal! Non lo vedi di messaggio! Cosa No, pensavo questa per tua moglie non me la fa! Francesca, apri! Non sarà, signora, questa notte. Non sarà! Mascal! Non lo vedi di messaggio! Mannaggia morte, mannaggia, guarda, no, non fa caso. Poi c'è la dottoressa e dice che Carmelina non aspetta più un bambino. Siamo! Ma tu hai capito questi ragazzi che si sono fiduti di inventarsi? Che si sono voluti di bendarsi? E a chi non c'è la mia capa? Papà, ha capito mazzicato via la nostra in bastone, Ma che io a chi lo supplemazza? Va. Non me ne no. Vai dove va. Aspetta! Mannaggia morti, ma mi sono spinto in pietà. E tu stringi sempre che te mestre! Mascal! Non lo vedi di messaggio! Cosa scusa adesso? Ecco qua! Ha buttato la dottoressa a visitare Carmelina Rosa! Hanno buttato la dottoressa! Sì! A visitare Carmelina! Sì! A casa mia va a ricevere chi sta a fronte! Pensavo! Stavo di marcire! Ma carità, no, non ti preoccupare, che la mia figlia Giovannina ha compostato tutto qua. Tua figlia Carmelina non aspetta nessun bambino. E io sapevo che la mia figlia è una voglione onesta. Nessuno ha toccato, né a Roma né a Rocca lì. Hai capito? No, che uomo, non ti basta. Non mi basta. Non mi basta perché tu dici che... Lascia, non diretta, lascia sta. Tu dici che la mia figlia è conchiglia. Lascia, non diretta, sti cose fuori, lascia sta, non diretta. Tu dici che la figlia Carmelina è un ciglio bianco che posta a mano e sta andando. E qual è il problema? La figlia da Basciaro è un ciglio bianco che posta a mano e sta andando sia da Grazie, e parla! Io bene, pensavo! Che cosa dici? Cammina e freno! Grazie! Non può essere! Mi deve entrare in casa! Non può essere! Signora! Ma che c'è di male? In fondo, un figlio è
E allora figli Giovanni. Don Baciano. Don Baciano, allora figli Giovannina. Mamma mia!